Buonasera! Buonasera, buonasera! Questa sera, meraviglioso pubblico dell'Ambasciatori, avrò il piacere insieme a voi di fare Questa sera avrò il piacere non mi sento buono, non mi sento... Scusate un attimo, mannaggia, io sapevo... Scusate, mi gira la testa, scusate un attimo. Io sapevo... Oh, sangue di Giuda. Io un periodo di tempo, scusate, mi manco ciato. Mi sta girando la testa. Io picchiani, sì. Io parlavo Peter Pan, parlavo con un doloricano. E un periodo di tempo, madonna, capitasto una mala serata, oh. E io che ci tenevo a essere in forma stasera, non ce la faccio stasera. Meno male, va, meno male che non bavasto, comunque può fare tornare i soldi, meno male. Meno male, vedete che tragedia. È un periodo di tempo che hai questi malesseri così un poco altalenanti, vanno e vengono, va e viene. Che è peggio, È peggio, perché quando tu ti senti male, che ti senti, è come un dolore di dente. Quando ti viene il mal di denti, tu che fai? Cerchi un dentista. Appena ti passa, tu scoddi, che vabbè, poi ci vai. E così è questo malessere. Niente, ma manco ciato. E per fortuna non è sempre, Ieri sera, per esempio, stavo benissimo. Ieri sera ho fatto uno spettacolo meraviglioso. Non stasera che sogno proprio uno straccio, si vede. Dai, faccio come sogno, pallido, vero? Buono sogno, miglioria prima di morire, chissà, così. Ieri sera ho fatto uno spettacolo, scusate, provo ad alzarmi, vediamo. Ieri sera ho fatto uno spettacolo meraviglioso a Marsala. Io Fissarini non ne dico, lo sapete. Il teatro più prestigioso di Marsala si chiama Teatro Impero. A sera fece spettacolo che io, credetemi, sul palcoscenico io non camminavo ma volavo. Io da qui dovevo arrivare là. Era in sauto, da lì dovevo tornare, in sauto, da lì dovevo andare, in sauto, da lì dovevo arrivare qua, un coppo che scai in da sala magari, perché dosare il salto non è facile, non è facile. Ieri sera, ripeto, fumatevi se vi dico fisseria, al Teatro Impero 1000 posti. Fa 1000 posti, era chino in tutti gli orti, devono sbaccare 1000 a sera, a Marsala, devono sbaccare. Bella minchiata, vabbè, il livello questo, il livello è questo perché non mi sento bene. Ieri sera, mi dovete credere, non so se vi è mai successo, quando dalle troppe risate si passa alla sofferenza. Vi è capitato mai? Quando dice mi stai tagliando i cianchi, a sera il pubblico a Marsala era così. Mi dice, ma perché non mi sto a sera a Marsala a vedere lo spettacolo? Vi sareste divertiti. Che ci vuole? 4 ore di macchina e ieri 4 ore a tornare. Ha visto che è passato un pomeriggio, una serata e una nottata, tutto cose. Ieri sera, durante questo spettacolo, tanto forti erano i risate, che io sentivo dalla sala... Ad un momento preciso, come da copione, avviai una battuta micidiale. 2 signore non sentiscono male. Abbiamo dovuto, sì, a ridere, babba, a ridere. Abbiamo dovuto sospendere lo spettacolo per 20 minuti, vino 118, si buttare all'ospedale. Come arrivare all'ospedale, lo sapete che all'ospedale c'è il piantone, che può essere un carabiniere, può essere un poliziotto. Come arrivare 2 femmine che si rapivo l'ambulanza. Nel frattempo, per fortuna, le signore si erano riprese dall'ambulanza. Ma come arrivare a Scinnero, che tempi che corrono, violenza sulle donne, femminicidio, aggressione, madonna. 2 carabinieri subito dice, che cos'è stato? Un tentativo di aggressione? Dice no. È stato un tentativo di violenza? Chi sarebbe stato, capito? Dice no. Perché è stato un tentativo di scippo? Dice no. Che è stato un incidente stradale? Dice no. Dice, ma allora che cosa fu? Che noi stavamo vedendo uno spettacolo di Guarneri, sto disgraziato che ne stava già facendo morire dalle risate. No meglio delle risate, abbiamo una battuta micidiale e non dissimo male. Non mi resa una diffida. Mi hanno diffidato. Lo sapete? Lo sapete come funziona la diffida? La diffida significa io ti stai avvisando.
Hai fatto questa cosa, non la fare più, perché la prossima volta paghi quella e quella. Quindi se io già la battuta è più bella dello spettacolo, va per disto. Perché non la posso dire. Perché se la dico mi arrestano. Voi mi volete bene, no? Ora che pensate che io appena battuta, appena applauso, rischio la galera? Nudo disse sì, meno male. Appena battuta rischio la galera? No. Come sì? Posso capire, qualcuno può dire, vabbè, ma a casa siamo a Catania, ieri era a Marsala, cucilla giraddiri ai carabinieri di Marsala che tu hai detto la battuta. Ma mette che tra di voi c'è qualche carabiniere in borghese, io che ne saccio. Vabbè che magari che ci fossi, io la battuta non la capisce, ma mette che mi capita un carabiniere intelligente, ma mi arrestano? Quindi la battuta più bella della serata ve la siete persa perché non la voglio dire. Ieri sera, dopo un spettacolo, appena finito lo spettacolo, già mi sono cominciato a sentire male. Sono cominciato a sentire male, infatti l'autista mi ittavo pronto, non è che mi accompagnavo, perché a Roma alle 4:30 di mattina, che io sapevo che a cuccare, mi ittavo pronto soccorso. Io ci disse, vabbè, non ti preoccupare, c'ho il telefonino, casomai chiamo, mi faccio venire a pigliare. Come trasivo pronto soccorso, io mi sentivo male, come trasivo pronto soccorso, mi scurava la vita. Se qualcuno di voi ha un figlio, un nipote come zio, un nipote come nonno, non ha importanza, ste Caruso studiando alla scuola media, studiano la Divina Commedia, no? Divina Commedia, Paradiso, Purgatorio, Inferno, e qualche nipote, qualche figlio, qualche figlia dovesse domandarvi, mamma, nonna, zio, zia, ma l'inferno che cos'è? Non vi sforzate di trovare le parole. Voi pigliate per la mano, buttate pronto soccorso, rapite la porta, questo è l'inferno. Che cosa non c'era? Che cosa? Come sì, gente che vomitava, gente che sanguinava, gente che si intappava la testa nel muro, gente palle, io tra sì c'era una seggia libera che già è un miracolo. Come ho visto da seggia libera mi sono seduto accanto a questa sedia e c'era uno che poveretto sa come soffriva, con un'espressione. C'aveva una mano mi sacca sopra il cuore, la giacca di sopra e la mano sopra la giacca si scacciava forte così il cuore. Io che mi sentivo male, c'è a dare aiuto io. Se si sente, ma si sente male, vuole che in emergenza ci chiama un dottore. No, mi disse che mi hanno fottuto il portafoglio, stavo dando l'asso, ma non c'è ancora. Ci stavano un mugno nella faccia. Come? Lo stavo per aggredire, come io mi sento male, tu fai questa cosa. Appresso di questo signore, nell'altra sedia, c'era nonna e nipote. La nonna aveva 85 anni, un nipote poteva avere 30-35 anni, che a me queste cose già mi inteneriscono. A vedere un nipote che amorevolmente si piglia cura della nonna, mi fa una tenerezza. Ma la vecchia stava facendo impazzire a suo nipote. Continuamente ci diceva, nonna, qui è il tedesco che mi fa impazzire, qui è chi do Alzheimer, nonna, Alzheimer. Gli passavano 5 minuti, nonna, il tedesco che mi fa impazzire, qui è chi do Alzheimer, nonna, Alzheimer. Appresso c'era un Caruso sdraiato per terra, che i parenti che ci stavano, sapete quando ci tengono i piedi alzati? Perché era tipo svenuto, bianco come un lenzuolo. Da quello che ho sentito dire che parlavano, era stato, sapete, a queste feste, che si sa quando si comincia la festa, non si sa quando finisce, o primo svenimento, poi si finisce, no? Cose che durano nottate, giornate intere. E sto Caruso, da quello che ho sentito, si aveva pigliato quella pillola che la chiamano la pillola della felicità. Questa? Chi l'ha detto? L'ecstasy, questa. Chi la piglia? L'ecstasy. Chiamata la pillola della felicità. Ma io dico, guardate i giovani a che punto di bestialità possono arrivare. Cioè un giovane, per eccitarsi, per stare e continuare a stare eccitato, per tenersi su, si piglia la pillola col rischio che, 2 punti, ci scoppia il figo, fate di cronaca, ci scoppia il cervello. Come ti pigli l'estasi per stare eccitato? Che c'è gente della mia età, quelle rare volte che noi andavamo a ballare, avevamo l'ecstasy, noi avevamo.
Avevamo l'ecstasy. Per stare eccitati, la nostra ecstasy qual era? Era un pensiero. Speriamo che Saro porta a sua cucina, perché la cucina di Saro faceva impazzire. Questa era l'ecstasy, non la pinnola. Basta, arrivato a un certo punto mi assettai e mi sentivo malissimo, peggio di come mi sento ora. Arrivato a un certo punto, immaginate la scena è stata questa. Io ero assettato qua, così, no? Qui sto io al muro e passa all'improvviso l'infermiere che spingeva, sapete, dei carrelli dove c'è la terapia sopra, alcol, cotone, garze. E io, tranquillo, stavo fottendo. Amore, amore. Portami tante amore, amore, voglio le più ci mi suo cavalletto. Quindi di me mi disse: scusi, non vorrei sbagliare, ma è lei o non è lei? Ci se sogno lei. Ja, come ci disse sogno lei, ve lo giuro, mi rese due pizzoloni in da faccia, mi acchiappavo, mi vasavo, mi abbracciavo, mi disse: ma io questo dicevo, quelli d'insieme che hanno passato tutte, mancava solo lei, sa fare vedere che ho spesso, mi disse. Come fare vedere spesso? Io mi sono toccato, perché disse: ma chissà che cosa mi augura? Incidente, di sentire male. Poi sempre mentre mi abbracciava e mi passava mi disse: non si muova che c'è il medico di turno che è un suo grande ammiratore, non vogliamo giocare a parlare di lei, sempre di lei. Dice: come la virerò teatro, all'ambicimento, aspettassi, non se ne va. Oh, non credo che se ne va, come me ne vai? Signor K, mi sento male, me ne vai. Se ne io da bene chiamavo un dottore, fu di parola, mancavo meno di 5 minuti e tornavo con il dottore. Il dottore aveva in guanti chi di lattice, chi di aderente, tutte fatte da sanno. Ci stava arando di punta uno, ce la stava a ugliambinda, ci si aspettasse. E come hai visto il dottore con le mani fatte di sangue, mi abbracciavo. Mi disse: signor Guarneri, le devo dire una cosa, lei non solo mi diverte, mi rilassa, ma lei mi commuove. Signor Guarneri, lei mi fa anche piangere. Disse il dottore: ma grazie, ma come mai? Perché mi disse l'abbonarima di mia madre è morta tali anni sa lei. E prima, e l'anno prima a stessa maniera avevo voluto mio padre. Disse il dottore: non buttiamo queste parole avanti prima che ci pare che faccio morire di vecchio. Basta, poi il dottore ha fatto una cosa che forse non doveva fare, però, signore miei, siamo macchine, siamo cristiani, siamo umani, no? Che cosa? Lo sappiamo. Il dottore mi si avvicinò in un orecchio e mi disse: signor Guarneri, sono sicuro che lei questa notte, perché erano le 4:30 di mattina, dice: questa notte ha lavorato, sicuramente domani deve lavorare di nuovo, sarà stanco. Dice: vediamo se lo posso fare aspettare il meno possibile. Non si dovrebbe fare, non vi ti aspetti, perché lo sappiamo tutti, non si dovrebbe fare, però siamo umani, come diceva il maestro, giusto? Non giusti, e quindi può succedere, questo fatto di simpatia. Mister, vediamo se la posso fare aspettare il meno possibile. Fu di parola. Questo discorso me l'ha fatto verso le 4:30, 4:35. Manco si fece ogni 4:30 di pomeriggio. No, scusate, non capisco. Scusate, non capisco sta risata. No, vorrei sapere 11 ore di attesa al pronto soccorso che cosa sono per voi? No, la da dire forte. 11 ore di attesa cosa sono? Niente. Come uno che conosceva, scusa. 11 ore di attesa pronto soccorso sono che ti stai facendo trasere in tempo reale. Cioè tu arrovaste e trasiste. Io mentre ero là che aspettavo queste 11 ore, che sono 12 ore, ma non mi ricordo, non è che siamo qua. Mi mise a parlare con un giovanotto che aspettava, poteva avere 21, 22 anni. Cioè, se giovanotto quando andava, sai che aspetti? Mi disse: da quando mi figlia la prima comunione? Come? E dice: sì, mi mangiai la torta alla panna, forse mi fica in tossecazione.
mi buttarono qua, mi hanno dato codice bianco, mi ha passato un munno davanti. Scusa, ma perché te ne potevi dire? Non è che sei sequestrato. Ah, che sì, però per andarmene mia mamma deve mettere la firma, mia mamma si impressiona. Saccio solo che c'è sì che aveva 37 di pere, ora è 41. Stava cresciuto niente. Appena sono entrato mi hanno fatto una visita che se io la dovevo pagare di visita non c'erano soldi che ci potevano abbastare. E quindi qua voglio spezzare una lancia a favore della sanità siciliana e vi prego, basta. La parola è una, basta. Finiamola con queste dicerie, questi modi di dire che abbiamo. Mi rivolgo a voi tutti presenti. Quante volte voi stessi lo avete detto o lo avete sentito dire ad amici o lo avete pensato? Frasi del tipo, ah, io mi visto a sentire male, mi faccio mettere in ingodo qua. Scansate, mi visto a operare, io magari che me le upano da UC, io me ne vai a Svizzera, io me ne vai a Milano, io me ne vai a Parigi, io me ne vai a... Dici. A Svizzera, io dici. A Svizzera. C'è un amico mio a Svizzera. Quando tornavo mi contavo cose non da arrezzare i canni, di isare i papoli direttamente. Cose da fare un film dell'orrore. Mi disse Enrico, a Svizzera come tu ti ricoveri, che già uno che si ricovera come si sente male, il cuore là tanto stretto, buio, non vede altro che sfortuna, pare come uno finito. A un cristiano di chi sta a Svizzera si ricovera, lo prendono, lo mettono in una stanza solo. Cucù parra. Cucù si scerria. Solo, come un cane. Solo come un cane. Mi disse Enrico, c'era un momento che mi voleva gettare dalla finestra. Avevo una televisione 50 pollici tutta per mia. Un telecomando abbiato sopra un comodino che si fiteva. L'esistenza del telecomando qual è? Il fatto che io per pigrizia cancio canale senza no. Il telecomando esiste perché io metto il televisore nel canale che dico io, un telecomando un muccio, la usano a chitarre sanno, la trovare prima di cangiare. Mi disse avevo un bagno tutto per me, completo, doccia, gabinetto, tutto. Ci poteva essere di giorno, di notte, con gli occhi chiusi, un bello bagno, qual è? Che tu arrivi, occupato, e tu cominci. Aspetti 5 minuti, 10 minuti, poi torni di nuovo e dall'interno allora si scemo, è occupato. E tu quando finalmente vedi il gabinetto, quando finalmente vedi il gabinetto, non è capire un gabinetto, capire a Monica Bellucci, non è che quando l'ha desiderato. St'amico mio, udite, mi disse non c'è manco piacere a chiamare l'infermiera con campanello a Svizzera, manco tocchi un campanello, trimpa! Non è che c'è la porta, l'infermiera si materializza nella stanza. Mi disse pare che esci dal pavimento, pa! E t'avvi davanti. Tu la guardi e ci dici no, guardi, mi mandi quella bionda, pa! Ida stessa bionda. Uno dice guardi, ho cambiato idea, mi mandi quella rossa, pa! Rossa! Che pieghi c'è? Ogni modo che la chiami. Ospedale Cannizzaro di Catania, quando chiamerà l'infermiera con campanello. Prima di tutto, a trovare un campanello. Dopo che trovi un campanello, ti devi accertare che i fila non sono sfoderati. A lungo campanello sono i tucchierenti. Quando ha fatto tutte queste verifiche, quando hai fatto tutte queste verifiche, sono un campanello e la scena è questa. E di lontano senti toma in mano pure rota. Aspetti 5 minuti, ti rigeneri, ti carichi di coraggio. E di lontano un coggio e ti fermi. Dopo mezz'ora l'infermiera passa, non viene da te, passa dal corridoio, tu come a dire ci fai un fischio, e chi si gira
entra nella stanza verde di bile. Ma lei si può sapere che cosa vuole? Lei sta disturbando un ospedale con sto campanello. Io sto campanello scippo. Ecco perché non ci sono mai. Io sto campanello rompo. Si può sapere che cosa vuole? Che cosa? Che voglio? Voleva un pappaiaggio. Ora stiamo a cangiare un matarazzo. Ora ci vuole la papera. Vi stavo dicendo, ancora mi emoziona al solo pensiero. Appena ci siamo pronto soccorso mi fecero una visita. La professionalità, la professione, l'arte della medicina. Mi fecero trasere, mi sdraiarono da una specchia di lettiga e senza che io glielo chiedessi, via la professionalità, senza che io gliel'abbia detto, mi hanno misurato la febbre. Ma non che i dita appoggiati nel polso corrono, con termometro. Il termometro non abbiato in giangasciolo come no. Mi sono barattolo di vetro con l'alcol, il cotone disinfettato là dentro. Il dottore unisciu, lo sbattiu, lo feci gocciolare. Poi per non perdere tempo, perché il tempo che ci sono denari pubblici, ci passa vita, fitte, fino ad andare a punta. Ho messo, metto il termometro, 36 e mezzo. Scritto, una impezzicata, non a memoria, a mente in fili capito, scritto. Poi mi disse, si tolga la giacca e la camicia. Mi tamburellavano delle spade. Poi in dopetto, che in medicina si chiama torace. Poi mi pappiavo tutta la panza, che in medicina si chiama addome, poi mi appoggiava a ricchie in delle spade. Mi disse, dica 33! Poi lo stesso pensavo che forse fui un poco sgarbato. Mi tagliavo, disse, signor Guarneri, se vuole dire un numero, io voglio. Per me va benissimo 33. Dopodiché, quando finivo questa visita, arrivò la dottoressa, che era la titolare del pronto soccorso, mi pare per 12 ore, per 18 ore, poi ci sono i turni che si cangiano. Chissà, la dottoressa, come già si, dopo non c'entra più la medicina, non c'entra più la sanità siciliana, non c'entra, chi è cruce che io. Come già si, la prima cosa, manco un buongiorno, mi disse niente, subito si calassi causi. Ma perché mai è calari causi? Ma come, il collega no, e da subito si calassi causi. Mi ha visitato, appena finivo di fare questa visita, si sono consultati medico e dottoressa, ma poi venne la dottoressa e dice, guarda signor Guarneri, che noi non riscontriamo nulla, forse che sarà una cosa, non glielo so dire, una cosa stagionale. Dice, però nel dubbio io farei le lastre, i raggi. Io giustamente, ma chiunque, no? Disse, dottoressa, un momento, alt. Non è che lei per caso mi sta nascondendo qualche cosa? Mi disse no, perché? Appena mano mi dice che non hai niente, appena mano mi consiglia di fare i miei raggi, non è che c'è qualcosa che non mi vuole dire, qualche sospetto, no, mi disse che cosa sta dicendo? È per fugare qualunque lieve margine di dubbio, è per toglierci qualunque... Ma no, dice una cosa quasi pro forma, io direi di fare le lastre, va bene, perché mi lasci? Scino da lettiga che causa ancora aperti, che mi teneva a mano, manco faccio 3 passi, 1, 2, 3, il dottore mi ferma e fa, dove sta andando? Ci sta a fare i miraggi, e ci sta andando a piedi? Ci sta, ma perché passa la navetta, passa l'autobus? Mi disse, signor Guarneri, che allora non ci siamo capiti, lei da quando ha messo piede in questa stanza, da quando si è sdraiato su questo lettino, lei risulta essere in forza, in carico al pronto soccorso, ricoverato. La responsabilità sulla sua incolumità è nostra. Lei che si può muovere solo o cabarella o case a rotelle. Lei non ha parlato, lei che cosa preferisce? Io non so voi, ma a me la barella mi fa impressione. Prima di tutto perché se ci fai caso ti mettono sdraiato, che è l'ultima posizione nella quale ce ne andiamo, e chi dà. Poi ti coprono con dei specchi di lenzuolo vidi, che non si capisce se è carta, se è stoffa, se è plastica, vero? Ti convogliono fino a qua. No, il passo da qui a qui, il passo è troppo breve. Se guarda, io preferirei la sedia a rotelle. Mi sono già problema, sedia a rotelle. Che mi buttare una sedia a rotelle? Non ne avevo visto mai. Voi lo sapete che Garibaldi fu ferito? Non fu ferito Garibaldi? Dove? Da una gamma, e poi bisogna la sedia a rotelle, era quella.
era quella, perché in Danayam c'era graffiato con un chiodo, c'era disegnato un cuore trafitto e c'era scritto di sotto alla mia amata Anita, era quella. Mi portarono una sedia a rotelle dove mancavano i pedalini per appoggiare i peri, non c'erano, quindi io avevo stare i peri dall'aria così. Certo, potevo appoggiare, però quando poi mi ammuttava, allora c'è bisogno, me ne vai a peri. Allora, con i piedi mancava il bracciolo destro, non è che mancava, era cascato. Io dissi me ne fotto, lascio stare. Non poteva essere perché bloccava la ruota. Quando me ne accorgi, quando un infermiere partivo e per 3 minuti facciamo da così, per 3 minuti. Dopo 3 minuti... Dopo 3 minuti un infermiere si fermava e mi disse: signor Guarneri, che a fare? No, ci disse: che a fare me la dire lei? Dice: a ghisare un bracciolo. Senta, ma vieni per lavorare qua, io sono malato. Dice: allora ne facciamo raggi. Va bene, gli siamo un bracciolo. Quindi che mi sollevate così, alzai questa mano, alzai il bracciolo e questa mano mi teneva sta altra mano. Io penso che a Iurichechi che stai di 5 minuti così una vista resistuto. Tale hai un infermiere ci si sente: facciamo presto perché non sono molto comodo. Io disgraziato creatore, per la soddisfazione, per il piacere che stava trasportando è mia, sa faceva legge. E tutti quelli che incontravano in corridoio: oh, l'hai visto che c'è? L'hai visto che c'è? C'era una stanza aperta. L'hai visto che c'è? Mi giravo, stavo accappottando case a rotelle. Siamo passati all'ingresso, c'è una specie di ballatoio dove c'è la macchina che distribuisce bibite, caffè, biscotti, e c'era un infermiere, dottore che stavano fumando, chiacchierando. Non l'ho visto che c'è? Dice: mi fece fare 18 mesi impinnato caseggia a rotelle. Finalmente arrivai al reparto radiografie, ne uscì un dottore che mi riconobbe anche lui, bontà vostra. Godo di grande affetto, di grande simpatia, che infermiera. Il dottore mi abbracciava, mi disse: signor Guarneri, che mi è arrivato attraverso l'email del computer al pronto soccorso la sua scheda. Lei si dovrebbe fare le lastre al torace e all'addome. Sì, dottore. Dice: ci fai chissà con tutto il cuore, ma abbiamo la macchina spacciata. Ma cosa? Io dico: dottore, ma come? Mi pare una cosa un po' esagerata, la macchina spacciata legata al pronto soccorso, ma come? Si sediamo. Ah, mi disse: lei mi sta risultando il solito classico catanese che si deve lamentare per niente. Lei mi sta risultando un classico siciliano che ha cercato il pelo nell'uovo e tanto lo cerca fino a quando lo trova. Mi meraviglio di lei, signor Guarneri, che non capisce che è stata una cosa improvvisa. A storia non l'avevamo fatta abbassare. Lei non lo capisce che improvvisamente 3 mesi fa si è spacciata questa macchina senza che noi ci abbiamo potuto dare aiuto. Scusi, 3 miserere. Che sì, ma i pezzi non vennero da Milano. Ma stanno venendo a bere questi pezzi. No, mi disse, a Milano mi disse c'è la Lega e pezzi non ne mandano, che ne vogliono a tutte morte, cazzutta. Se allora che hai a fare? Che lei deve fare quello che le dico io. Intanto io le domando: ma lei perché sa fare i raggi? Stu cretino che ci disse che sa fare i raggi, cui è? C'è un suo collega? Dice: io non ho colleghi. Morì sono pronto soccorso, che è sbagliato. Perché vi dico una cosa, voi forse non lo sapete, ma l'esame radiografico, la lastra, si chiama esame invasivo. Voglio dire, abbessa una cosa, ma ne può spacciare magari altro. Esame invasivo, scrivetevi questa cosa che io lo stai facendo per voi. Perché lei si deve fare, da quello che io ho letto nella email che mi hanno mandato dal pronto soccorso, lei sa fare un bel elettroencefalogramma. Se dottore ci stai parendo un poco. No, mi disse: da quello che io leggo sicuramente lei soffre di problemi legati al sistema, io non mi posso scordare, mi disse sistema nervoso centrale neurovegetativo gran simpatico. Sto simpatico magari lei. No, mi disse: si chiama così. Dice: lei guardi, si faccia fare questo esame che è andato sul reparto, torna qua e io le dico tutto quello. Va bene, trasferimento reparto e elettroencefalogramma. Non so se qualcuno di voi se l'è mai fatto
l'elettroencefalogramma ti mettono una serie di ventose, l'avete presente? I stuppalavandini, gli dei classici, piccoli piccoli piccoli, invece del manico così lungo di legno c'è un piripicchio, un unico del rame, e ti mettono una ventosa a cane, una ventosa a cane, una ventosa a cane, una ventosa a cane, 2 centimetri più indietro, una ventosa a cane, una ventosa a cane, e poi ti metti tutto in da testa, in da cordo, nei polsi, tutto in da cordo. Tutte queste ventose sono legate tra di loro da piccoli fili elettrici. E chi da infermiera mi fai sdraiare, che così pareva Robocop, mi tagliava io tutti i fili elettrici. Il dottore ad un certo punto ci dice: signorina, il paziente è pronto? Dice sì, dottore, tutto pronto. Bene, ha controllato tutti i collegamenti. Dice sì, dottore, tutto controllati. Si è fatto dare la carta d'identità. No, dottore, me l'ero scordata. Che mi dia la carta d'identità. Ci resa la carta d'identità, pigliamo, abbiamo sopra tavolo, che dottore, siamo pronti. Il dottore stava calando la levetta, che è chi che manda l'impulso elettrico che poi registra tutte le vibrazioni. Si fermava, dottore mi sa che signor Guarneri, lo stavo dimenticando, che non è una cosa grave, però che è giusto deontologicamente che lei lo sappia. Dice, ultimamente quando facciamo questo esame, dice, non vi avete circa 6 mesi, da 6 mesi a questa parte, no sempre, non sempre, mediamente 3 volte su 5, appena calo la levetta, chiamando l'impulso elettrico, non capiamo perché, abbiamo chiamato chi lo cabessa la lavatrice, abbiamo chiamato l'elettricista, non siamo riusciti a capire, appena cala la levetta, parte una scarica elettrica 380 volts che fulmina il paziente trasformandolo niuro in un pezzo di carbone che poi noi non lo conosciamo più, per questo ci facciamo dare la carta d'identità. Benissimo. Mi disse, che facciamo? Proviamo? Ma lo passo che scherzava. Siccome arrestavo che aspettava la risposta, disse, dottore, ma sta scherzando? E che perché? Disse, dottore, anche se 3 volte su 5 io che disgrazia che hai, anche se era un caso su 1 milione, quello sarei stato io. E se si diavo, aspetta, che mi disse, lei mi sta risultando un pusillanime, lei mi sta risultando un cacasotto. La vita è un'avventura, la vita è come un salto nel buio, la vita bisogna viverla in maniera piratesca, un'avventura. E che cos'è? Che non è che è sempre, via, la vita è come una roulette russa, che non è che è sempre non è. È 3 volte su 5. Stamattina, per esempio, prima di lei già ne abbiamo fatti 2 e non ci succedeva niente. Mica allora è matematico che ora. Scusi, lei mi sta mandando la senza elettrica, non è che mi sta facendo. Dica allora non se ne vuole fare? Non se ne vuole fare? No, non me ne voglio fare. Si piglia responsabilità a lei? Se me la piglio io. Va bene, contento lei e contento tutti. Poi si calmava, mi disse, poi ci posso dire una cosa, signor Guarneri, ora che, ma lei, perché sa fare l'elettroencefalogramma, sto cretino che ci disse chi è? Disse un suo collega, io non ho colleghi, mi disse. Lei si deve fare, aprite le orecchie, lei si deve fare il meno invasivo di tutti gli esami, che è l'ecografia. E qua le donne sanno di cosa parlo, perché in stato di gravidanza si fa 1 mese, poi l'ultimo periodo mi pare forse 2 mesi, una volta a settimana, ecco. Lo sapete? Che ti mettono 2 specchi di gel, poi ti passano un apparecchietto che manda dei segnali in un piccolo televisore e il medico riesce a capire che cosa c'è sotto la cute, no? In profondità. Trasferimento al reparto gel, reparto ecografia. Pare che i tagli alla sanità riguardino tutto tranne Ugelle. Ugelle mubiaro camanicola. L'anni di 25 kg, usapito un ducotone che dei pitture, chini di gelle che si passavano picchiere, tipo secchiate di gelle. Un infermiere che mi aveva spinto, avevamo fatto amicizia. Difatti mi disse, se ci cresciamo piccerino, te figli un'amicizia. Mi disse che era cacciatura. Appena siamo arrivati, per farmi vedere la mira che aveva, pigliava un tubetto di gelo lungo tanto e grosso così, finiva a beccuccio, si mise a 4 mesi e mi disse avanti, non vuole essere ingagliato. Un mare di gelle. Ci fu un momento che io stesso mi picchiare in te mano, mi passai in te capelli. Questo almeno ci aveva regnato Cristo. Ma mi sentivo male.
Mi hanno fatto l'ecografia, non ci crederete, sono riuscito. Risultato, essere sano come un pesce. Dici, allora ti sei tranquillizzato finalmente? No, perché c'è il risultato di essere sano come un pesce, sì, ma c'è il risultato di magari incinto di 4 mesi. Io. 2 gemelli, mi ficcano virre un televisore, maschio e femmina. A femminetta andà a faccia, salvo la rosa precisa. Grazie.